Gospina poruka. Draga djeco, sve vas pozivam i prihvaćam kao svoju djecu. Molim se da me vi prihvatite i ljubite kao majku. Sve sam vas sjedinila u svome srcu, sišla među vas i blagoslivljam vas. Znam da vi od mene želite utjehu i nadu, jer vas ljubim i zagovaram. Ja od vas tražim da se sjedinite sa mnom u mome sinu i budete mi apostoli. Da biste to mogli, iznova vas pozivam da ljubite. Nema ljubavi bez molitve. Nema molitve bez oprosta. Jer ljubav je molitva, oprost je ljubav. Djeco moja, Bog vas je stvorio da ljubite, a ljubite da biste oprostili. Svaka molitva koja dolazi iz ljubavi sjedinjuje vas s mojim Sinom i Duhom Svetim. A Duh Sveti vas rasvjetljuje i čini mojim apostolima. Apostolima koji će sve što rade, raditi u ime Gospodnje. Oni će moliti djelima, a ne samo riječima. Jer ljube moga Sina i shvaćaju put istine koji vodi u vječni život. Molite za svoje pastire, da vas uvijek mogu čista srca voditi putem istine i ljubavi, putem moga Sina. Hvala vam. Gospa je blagoslovila sve i sve nabožne predmete koje smo donijeli za blagoslov i Mirjana kaže, Gospa je bila odlučna. Our latest message of this morning, I would like to stress that this is only the rough translation. The correct one you will get during the day in the information office in the printed form. Dear children, I'm calling all of you, and I accept you as my children. I pray that you may accept me and love me as a mother. I united all of you in my heart. I descended among you and I bless you all. I know that you desire from me consolation and hope because I love you and I intercede for you. I'm asking of you to unite yourself with me in my Son and to be my apostles. To be able to make it anew, I'm calling you to love. There is no love without prayer. There is no prayer without forgiveness. Because love is prayer, forgiveness is love. My children, God created you to love. And you love in order to be able to forgive. Every prayer that comes out of love unites you with my Son and with the Holy Spirit. And the Holy Spirit enlightens you and makes you my apostles. Apostles who everything what they do will do in the name of the Lord. They will pray with acts and not only with words, because they love my Son and they comprehend the way of the truth that leads into eternal life. Pray for your shepherds, that they may always with a pure heart lead you along the way of the truth and love the way of my Son. Thank you. Our Lady bless everybody and all the religious articles we brought for the blessing. And Mirjana says that Our Lady was determined or decisive. Cari figli, vi invito tutti e vi accetto tutti come miei figli. Io prego affinché mi accettiate e amate come madre. Io vi ho uniti tutti nel mio cuore. Sono scesa in mezzo a voi e vi benedico. Desidero che anche voi da me chiediate la consolazione e la speranza, perché vi amo e intercedo. Io desidero da voi
Zar nije onaj vi želite, vi tražite od mene? Vi tražite od mene. Io so che voi da me chiediate la consolazione e la speranza, perché io vi amo e intercedo per voi. Io chiedo da voi di essere in unione con me, il mio figlio, e siate miei apostoli. Per poter fare ciò, nuovamente vi invito ad amare. Non c'è amore senza la preghiera. Non c'è la preghiera senza il perdono, perché l'amore è la preghiera, il perdono è l'amore. Figli miei, Dio vi ha creato per amare e voi amate per poter perdonare. Ogni preghiera che viene dall'amore vi unisce con mio Figlio e con lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo vi illumina e vi rende i miei apostoli. Apostoli che coloro che tutto ciò che faranno lo faranno nel nome del Signore. Coloro che pregheranno con le loro opere e non solo con le parole, perché amano mio Figlio e comprendono la strada della verità che porta nella vita eterna. Pregate per i vostri pastori affinché possano sempre con il cuore puro guidarvi sulla strada della verità e l'amore, la strada di mio Figlio. Vi ringrazio. La Madonna ha benedetto tutti noi presenti e tutti gli oggetti portati da noi che adesso verranno benedetti dai sacerdoti presenti qua. La traduzione corretta del messaggio potrete trovare oggi pomeriggio all'ufficio informazioni presso la Chiesa.